Spesso usavano i loro bambini per nascondere la cocaina durante gli spostamenti tra Frosinone, Campobasso e Isernia. Si tratta di due coppie di coniugi di etnia Rom che hanno messo in piedi un'organizzazione criminale dalla quale si rifornivano centinaia di clienti. I quattro sono stati arrestati all'alba quando è scattata l'operazione antidroga dei carabinieri denominata Friends. I militari di Campobasso, insieme allo squadrone cacciatori Puglia, intervenuto per la prima volta in Molise, e con i cani antidroga della Finanza e un elicottero partito da Pescara, hanno effettuato anche molte perquisizioni nelle case dei 20 indagati complessivi, operando non solo a Campobasso, ma anche a Isernia e Frosinone. Il luogo di rifornimento della cocaina era infatti il Basso Lazio, dove vivono alcuni parenti stretti degli arrestati. I quattro coniugi, che hanno tra 37 e 55 anni, utilizzavano al telefono nomi in codice per indicare la droga da consegnare, cioè polli, birre o pacchetti di sigarette, ma molto spesso anche il termine amici, da qui il nome in inglese dell'operazione Friends. Gli arrestati, talvolta, usavano i loro bambini per nascondere la droga durante gli spostamenti. L'indagine è stata seguita dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse sono a vario titolo, quelle di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.